La povertà di speranza negli studenti preoccupa i dirigenti scolastici, una povertà sottolineata dalla CEI, condivisa stamani nell'incontro con il vescovo in curia. Secondo la dirigente del Marconi del Pino di Chiavari, Daniela Loero, per fare un esempio, negli ultimi anni si sono spenti i sogni dei maturandi, non hanno chiaro il loro futuro, pensano ad un anno sabbatico, troppo spesso vogliono partire e andare all'estero. Per riaccendere la speranza, la scuola deve essere in grado di ripensare se stessa e ascoltare i ragazzi. La sfida di oggi, come scrive il cardinal Bassetti, presidente della CEI, è far sognare di nuovo gli studenti, come in una sorta di primavera della scuola. I ragazzi possono essere anche ribelli, lo sono quasi per natura, perché nel cercare il futuro c'è una energia che talvolta diventa anche aggressività. La scuola deve riuscire a trovare una progettazione educativa in grado di parlare ai ragazzi del presente e di fornire loro un'indicazione autentica che li coinvolga nel progetto complessivo della società. Secondo Kunkler, poi, negli anni non è stato dato il giusto peso alla formazione continua. Gli adulti che studiano sono quasi visti con sospetto o derisione. In realtà il nostro paese sta scendendo una pericolosa china. OCSE dice che l'Italia si trova agli ultimi posti nelle competenze di lettura e nelle competenze di calcolo. Addirittura si parla del 70% della popolazione adulta italiana che non raggiunge il livello 3 delle competenze europee, che significa che ha difficoltà a vivere e a lavorare nel suo tempo. Che rischio si prefigura secondo lei? Il rischio maggiore è quello di una società che non è all'altezza del compito che la democrazia richiede. Perché la democrazia non esiste se il popolo non è nella condizione di comprendere fino in fondo il mandato che conferisce ai propri rappresentanti. Il vescovo ha spiegato che da anni la Chiesa è attenta al mondo della scuola, in diocesi peraltro c'è buona collaborazione, con calendari di incontri e nuove proposte. Monsignor Tanasini ha spiegato che è in preparazione un testo, una sorta di vademecum con tutto quello che la Chiesa può fare per contribuire al futuro delle istituzioni scolastiche.